Ci troviamo oggi con questa leonessa. Madonna, che razza di capelli. Siamo con... Oh, meno male che oggi ridi, non sei musona come al solito. Non è vero. No, perché avevo paura che questa intervista potesse venire la più noiosa di tutta sta rubrica. Difficile. No, anche perché ho appena iniziato, cioè non vorrei che quelli di Telefriuli mi tirassero giù dalle spese subito. Comunque siamo con la Fiona May della pesistica Dei Pordenone. poveri. No. Deborah, Mughirwa. ecco, il cognome È impossibile, lo è so. impronunciabile. Allora, Deborah ha già collezionato una bella sfilza di titoli italiani anche, Sì, no? sì, sì. L'ultimo è stato in quale categoria? L'ultimo è stato nella 63, quest'anno Under 17. Stiamo parlando di pesistica olimpica, quindi strappi, slanci, la pesistica col bilanciere che si vede alle Olimpiadi. Ma ti ricordi quella volta che ti abbiamo spacciato per la sorella di Balotelli? Sì, e mi ero pure creduto. Per avere il tavolo gratis in una famosa discoteca dell'Udinese. Sì, 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 me la ricordo bene, infatti mi chiedevano foto, autografi e io convinta anche. Allora, perché dovete sapere che Deborah ha una doppia vita. Il giorno è sulle pedane della pesistica ad allenarsi e di sera, anzi al pomeriggio è poi a studiare, perché ancora studi, Sì. no? Ecco. E dove studi? Al liceo scientifico. Qui a Pordenone. Sì, sì, sì. Ah, siamo a Pordenone, A Maiorana. davanti al palazzetto dello sport, al forum, A casa mia. che è come la sua seconda casa. E tu però mi pare che non sei proprio originaria di Vallenoncello. No, no, non proprio di Pordenone. Di dove sei esattamente? Sono originaria del Congo, però sono qui da ormai 10 anni. Quindi la tua prima lingua è il francese? Il francese, sì, sì. E anche il congolese? Sì, sì, la lingala sarebbe la lingua nazionale. Ecco, ne abbiamo imparata un'altra anche oggi. Ecco. Ecco, quindi parlavamo di questa doppia vita perché finiti gli allenamenti e lo studio, Deborah si trasforma in una femme fatale sulle passerelle dei concorsi. Femme fatale. Ah, scusa. Scusa, ci mancherebbe altro che non sapessi. Ecco, al francese Ho trovato ci l'insegnante tengo, di francese. Si trasforma in una femme fatale Oui. sulle passerelle dei concorsi di bellezza e anche delle sfilate di moda. Sì, 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 è iniziata... Raccontaci un attimo come è iniziata questa tua carriera. È iniziata... Anzi, aspetta, più o meno. la racconto io. Va. Vai, sì, la sai meglio di me. Allora, praticamente... Ero venuta una sera a vedere una vostra sfilata. Sì, perché in c'era centro a una Pordenone, tua e amica c'era che, una mia amica, che sì. partecipava. E vediamo questa ragazza con gli occhi sbarrati, seduta a un tavolo, con un bicchiere davanti. D'acqua e ghiaccio. Era un liquido chiaro, probabilmente era gin. Non è vero. Comunque ci siamo avvicinati e le abbiamo chiesto, ma scusa, ma tu con questa presenza, ma perché non sfili la prossima volta? Lei ovviamente era abbastanza refrattaria e diffidente e poi invece attraverso un lavoro certosino di convincimento molto paziente, Arduo. esatto, alla fine l'abbiamo convinta, è venuta a partecipare e bam, ha vinto subito. Sì, sì, il mio primo concorso infatti non me l'aspettavo proprio perché non mi ero mai vista come una da passerella oppure concorsi. Aspetta che mi siedo anch'io perché le mie ginocchia... È l'età questa, Pier. Sì, non è l'età, sono i chilometri. E niente, sì, ho vinto e infatti poi ho voluto continuare perché comunque vincere dà una bella sensazione, quindi ti fa avere quella sicurezza che dici ma dai ci riprovo di nuovo, magari viene fuori qualcosa di bello. E sei anche arrivata a una finale nazionale. Sì, sì, sono fatta Del concorso più sfigato d'Italia, ma comunque... Comunque sono arrivata in nazionale, no, sono arrivata in nazionale anche in un altro concorso l'anno scorso a Venezia e anche lì ho preso una fascia nazionale e insomma sì, ho collezionato un po' di soddisfazione, insomma. Ecco, questa ultima finale nazionale di che concorso era? Era di un volto per fotomodella, infatti anche lì per convincermi ci hanno messo tantissimo a farlo, però poi all'ultimo secondo ho voluto fare la regionale e sono passata alla nazionale e ho preso una fascia alla finale nazionale.
quindi con Cinzia Barabel sì, Cinzia e Peter Stefanuto, sì, che salutiamo, e poi dai concorsi di bellezza anche alle sfilate, anche per brand prestigiosi. Abbastanza, sì. E, non citiamo. E comunque una carriera inarrestabile all'inizio, che adesso si è un po' arrestata perché hai scelto insomma di concentrarti più sullo sport. Sì. No, riesco comunque a sfilare un po' di più d'estate, perché con le uscite delle collezioni estive così c'è più lavoro in questo ambito. Invece in inverno mi concentro di più sulla scuola e sullo sport, che comunque ho la maggior parte delle gare nel periodo invernale, e quindi cerco di limitare insomma le uscite. Adesso che gara stai preparando? Adesso mi sto preparando per i regionali assoluti, che poi ci saranno gli assoluti a dicembre. E Gli italiani assoluti saranno a dicembre, sì, la gara nazionale, però tra un mese, a novembre, ho la qualifica per questa gara, ed è una gara importantissima, quindi sì, sono proprio sotto in questo periodo. Ma agli italiani assoluti parti per puntare al podio? Hai qualche chance? Beh sì, sicuramente. Ricordiamo sì, che la bambina qui è ancora piccolina. Quindi andrà a confrontarsi con atlete della categoria assoluti, quindi ragazze che hanno magari 10 anni in più di esperienza anche, sì, di lei. Sì, infatti l'anno scorso sono andata comunque sono riuscita a qualificarmi ma non arrivare al podio, ma per me comunque è stata una soddisfazione anche solo qualificarmi, non me lo aspettavo. Quest'anno invece la qualifica è quasi sicura, però punto al podio, perché sì, l'anno scorso sono arrivata, ma quest'anno voglio il podio. Idee chiare la ragazza. Sì. Bene, allora adesso bambina andiamo in palestra e vediamo cosa sai fare. Sì, tocca iniziare adesso. Senti, ma il moroso ce l'hai? No. No. E cosa aspetti, di avere 40 anni? Non c'è tempo, c'è ancora tempo, dai. Che brava ragazza. Non sono tutta scuola e sport. E discoteche. Che discoteche? Come no? Sì, no, perché fa anche la ragazza immagine. Non è vero. Sì. Questo era un segreto. Ti hanno vista. Chi? Ed eccoci nella palestra della pesistica Pordenone, la Tana delle Tigri, dove si allena Deborah e tanti altri ragazzi come Mirko Zanni, Cristiano Picco. C'è gente in predicato di vincere titoli assoluti e anche, incrociando le dita, di andare alle Olimpiadi Tokyo 2020. Siamo dovuti uscire perché dentro in palestra con i ragazzi che si allenano c'era troppo casino, c'era troppa confusione. Questa poi la taglio e la rimonto. No, la devi tagliare. Ok, ma spiegami una cosa, spiegaci un attimo qual è la tua routine settimanale di allenamento. Adesso che ho il periodo scolastico comunque mi alleno 4 volte o 5 a settimana, però durante l'estate, facendo un allenamento al pomeriggio dopo scuola. Invece durante l'estate faccio 2 allenamenti al giorno e un po' di più, sui 5 giorni, 6 quasi sempre. Quindi non fai levataccia la mattina per fare un allenamento anche prima della scuola? Potrei farlo, dovrei farlo, però c'è ancora tempo, si può sempre iniziare. Come fanno gli atleti seri? Io so che ad esempio i nuotatori della Gymnasium Nuoto fanno così. Allora lo faccio anch'io da lunedì. È una promessa? Quasi. Se vuoi puntare al titolo italiano assoluto, qualche sacrificio? Ma ne sto facendo di sacrifici, perché magari il giorno dopo il compito, però sera comunque è sempre in discoteca. Non è vero, perché il sabato mattina mi alleno, quindi vabbè. No, però dico, comunque con la scuola è difficile, perché magari la mattina, vado già a dormire tardi perché comunque rimango a studiare. Se parlaci un attimo di quali sono le tue ambizioni, le tue aspirazioni sia nello sport che anche i tuoi sogni, purché siano insomma realizzabili, nel senso magari una qualificazione olimpica potrebbe anche starci, una medaglia d'oro, non lo so. Cosa ne sai tu? Perché mi metti dei limiti? Brava, la ragazza ha veramente sullo sport giusta. Sicuramente si punta ad entrare comunque nella nazionale, in un gruppo sportivo,
e ad arrivare sia a livello delle Olimpiadi, perché alla fine è quella la meta un po' di tutti gli sportivi. Il tormento e l'estasi di ogni sportivo. E invece per la scuola, vorrei tantissimo comunque intraprendere lo studio della medicina, che è una cosa che mi appassiona da sempre, però mi rendo conto che comunque è difficile riuscire a gestire i tempi, trasporto e studio. Allora, giusto per far vergognare un po' noi maschietti, quali sono i tuoi personali, per esempio, di squat, poi nello strap e nello slancio? Che sono... Lo squat dietro o davanti? Partiamo con lo squat dietro, quello più classico. Quello più classico? Ecco un attimo, perché magari c'è gente che ci ascolta che non sa neanche cos'è lo squat. Questo è pane per te, cos'è lo squat? Spiegalo a un bambino di 8 anni. A un bambino di 8 anni, quando prende il bilanciere dietro le spalle, sopra le spalle dietro, e poi giù fino alla cosciata e torni su. Allora, è un esercizio per le gambe, sì, che prevede una flessione delle gambe stesse. Tu sei più tecnico, io sono più terra-terra. Quindi, ok. Ed è anche una delle principali attività che si svolgono in un allenamento di pesistica. Se non hai gambe è difficile fare pesistica. E anche fare la modella comunque. Bene, comunque, i tuoi personali di squat, per esempio, squat dietro? Massimo sono arrivata ai 120 kg, però con tanto margine, perché comunque... In accosciata totale? In accosciata totale, sì. Però comunque anche se in allenamento... Provate a farlo con il bilanciere vuoto, cioè con 20 kg, poi capirete cosa vuol dire. Bene, mi pare di capire che hai fretta. Sì, devo finire l'allenamento. Deve tornare a Che tu mi hai interrotto. Ma se era solo finzione. Non è vero, devo andare a fare strappi e slanci, mi panicotina. Bene, e allora come la chiudiamo? È sempre il tormentone di queste interviste, come chiuderle? Con un saluto? Hai visto? Anche simpatica. È anche simpatica. Bene, allora quindi? Stringiamo. Ok. Grazie Deborah. Grazie a te. Nigirwa. Sì. Incredibile. L'ho azzeccata dopo 3 anni. A tutti un salutone. Un salutone. Ciao. Ciao.